Bitonto torna in campo. Un minuto di raccoglimento in ricordo della mamma di Silvano Intini. Lo schema dentro, Mansueto, ancora Mansueto, Diana Santos calcia, si immola Siclari. Bravissima Siclari a respingere, ancora Bitonto, Diana Santos. Qualche anno prima al Chiaravalle, attenzione intanto Greco al centro, Pepe si supera, ancora Greco, in due sul pallone Greco, poi Pepe, alla fine Siclari e c'è il gol del Bitonto, deviazione di Siclari dopo il miracolo di Pepe. Autorete della numero 5 della Lazio. Quasi, anzi 8 stagioni, più di 8 stagioni con la Lazio. Intanto dall'altra parte va Nicoletti, Susi, Nicoletti, 2-0 Bitonto. Assist di Greco, gol di Nicoletti per Nicoletti. È il primo gol in campionato, il terzo stagionale. Greco dentro, Nicoletti, Pepe, secondo questo pallone deviato da Nicoletti, ancora Bitonto, Tampa dentro per Lucileia, il timbro della Reina. Bitonto 3, Lazio 0. Rubata la sfera da Pasqual Corin che calcia in porta, affronta Colucci, Tampa cerca lo spazio e calcia, messa laterale Lazio, ancora Pasqual, va da Colucci, buono lo stop, rimane lì il pallone, Colucci prova a giocarlo, poi Pasqual Corin, Lazio che accorcia 3-1, il gol della catalana di Sabadell. Poi il servizio su Pasqual che sigla il gol del 3-1. Tampa, Renatigna centrale, Diana Santos, Pepe non riesce neanche a vederlo, il tiro di Diana Santos. 4-1, neanche il tempo di digerire il gol della Lazio, arriva subito la risposta del Bitonto. Dall'altra parte Lazio con Colucci, Iochisalo dentro, Siclari, ancora un gol della Lazio, 4-2, Siclari al limite dell'area, supera Iosi. Lazio che si rifà sotto, Diana Santos, il tiro di Diana Santos, il palo, Renatigna, Mansueto, ancora Renatigna dentro, Mansueto, Nicoletta, Mansueto, 5-2 Bitonto. Bitonto 5, Lazio 2, ha segnato il numero 22, Nicoletta. Partita Tampa, Lucileia con la suola verso Tampa, meravigliosa Tampa, 6-2 Bitonto. Arriva la sirena, 6-2 Bitonto, più 4 per la squadra di Marzoli che ora prova ad attaccare. Diana Santos, Pepe coi piedi
Ancora Bitonto, Lucileia, morbida, morbidissima Lucileia, questo pallonetto che scavalca Pepe. 7-2, più 5 per il Bitonto che è a 2 gol dalla 100ª marcatura in campionato di questo campionato. Calcia Vanessa di testa Tampa, col petto Diana Santos, Siclari le ruba il pallone per gestire la sfera. Mansueto passa bene, Mansueto che poi calcia e trova l'angolo, gol meraviglioso di Nicoletta Mansueto che vale l'8-2 per il Bitonto. Nicoletta Mansueto che si regala la doppietta personale. Iochisalo dentro Colucci, dalla 100ª marcatura, ci prova con Mansueto e porta il suo nome, il gol numero 100 del Bitonto in questo campionato. L'abbiamo annunciato, è arrivato con Nicoletta Mansueto. Tris per Nicoletta Mansueto, tripletta personale. Bitonto che vince 9-2.